Eccoci qua, allora, miei cari amici, mio più cordiale buongiorno a tutti voi ed ecco con la lettura del nuovo oroscopo del giorno mercoledì 13 maggio 2020. Quindi daremo quest'oggi l'oroscopo di veggenza, cioè praticamente cosa sta a significare. La veggente è colui che vede nel prossimo futuro, è colui che riesce a sapere prima degli altri, è colui che anticipa i pensieri, che anticipa le notizie. Il veggente è colui che vede lontano. Quindi anche se questo video è registrato un giorno prima, non vuol dire che non può essere, o meglio, non può far parte della veggenza, perché il veggente, anche un giorno prima, anche se registrato, sa quel che può succedere domani. Ok? Quindi io vi farò quest'oggi l'oroscopo di veggenza e partiamo con il segno dell'Ariete. Allora, voi dell'Ariete oggi sarete molto emozionanti, presi dai sentimenti, siete in una fase di positività, dove vi sentite il bisogno di essere amati, dove sentite quella carica esplosiva di amore, sentimenti e quella sensazione di sentimenti reali. È chiaro? Quindi state in questa fase, questa giornata per voi è molto favorevole. Alcuni di voi che state ascoltando il vostro segno dell'Ariete, siete in questo istante circondato da questi colori: un bianco, un celeste e del color marrone. Molto vicino a voi avverto la presenza di vetri, potrebbe essere degli specchi, dei vetri, molto molto vicino a voi. E ci avete un segno particolare. Lato sinistro del vostro ginocchio, 2 dita un po' più giù del ginocchio, ci avete una piccola cicatrice che vi avete procurato tempo fa. La parola da usare quando vi troverete in difficoltà è Alem. Vi terrà lontano dai guai, quindi è il nome del vostro angelo custode. Mentre per i single non avranno molto successo, quindi sarà inutile concentrarsi nelle relazioni appena nate. Prendete tutto con leggerezza, dovete darvi un po' più da fare, concentrarvi di più e dare di più. Sul lavoro, per l'Ariete, nel lavoro è meglio concentrare le energie sugli aspetti più importanti, fra questi il guadagno è senz'altro da curare. Il segno del Toro. Oggi alcuni di voi potrebbero conoscere realmente la crisi. Diciamo che l'aspetto di Marte non proprio è favorevole a voi, quindi siete in totale crisi, non vi va di fare niente, avete come la malinconia addosso, è come se vi mancasse qualcosa
e questo vi porta un senso di ansia. Quindi oggi per voi è una giornata no. Alcuni di voi che state ascoltando il segno del Toro, vi trovate in un posto dove alla vostra sinistra c'è un quadro che rappresenta un'immagine che vi sta molto a cuore. Ancora avverto questi colori: un bordeaux, meglio rosso scuro scuro bordeaux, un bianco e un nero marlettato. Come segno particolare io vedo lato destro della schiena un piccolo neo. La parola da usare nei momenti di difficoltà è opera. Opera è il nome del vostro angelo custode. Per i single incontrate qualcuno che vi piace, non partite in quarto però, non perdete subito la testa, potrebbe non essere la persona giusta per voi. Per il lavoro probabilmente oggi avrete l'impressione di girare attorno a una questione senza risolverla. Insistete e vedrete che ce la farete. Il segno dei gemelli. Per voi gemelli, per tanti di voi del segno dei gemelli, finalmente una buona notizia. Arriva l'amore. Ma non siate però precipitosi. Cercate di valutare bene, perché potrebbe anche trattarsi di fuoco di paglia, come si usa dire. Quindi cercate di valutare bene se è la persona ideale per voi. Alcuni rapporti con parenti stretti potranno complicarsi. Meglio non tirare troppo la corda, ok? I single saranno più tolleranti, quindi avranno da pensare molto prima di agire. Il lavoro oggi potreste sentirvi particolarmente stanchi, probabilmente avete bisogno di prendervi una pausa. Alcuni di voi vi trovate in questo momento ad ascoltare il segno dei gemelli in un luogo dove molto vicino avverto la presenza dell'acqua. Molto vicino a voi avverto la presenza dell'acqua. I colori che vi circondano sono un color celeste, quindi color jeans, potrebbe essere proprio appunto un jeans, color celeste, poi un grigio e vedo ancora un bianco. La parola da usare nei momenti di difficoltà è opus. Opus è il nome del vostro angelo custode da usarlo nei momenti di difficoltà. Provare per credere. Il segno del Cancro. In amore. Affrontate questa giornata oggi con positività. Organizzatevi al meglio perché vi state incartocciando, come si dice, date troppi impegni. Troppi impegni e troppi appuntamenti che non potete poi mantenere. Meglio che programmate le cose e avrete anche da apprezzare una splendida serata romantica con la persona amata. Complimenti ed auguri a voi.
I cuori solitari saranno in vena di, diciamo, di smancerie e tenerezze con una nuova conoscenza. Nel lavoro è arrivato il momento di uscire gli attributi, perché vi troverete davanti a delle situazioni dove sarà facile essere pazienti. Va bene? Alcuni di voi in questo momento che stanno ascoltando il segno del Cancro vi trovate in un luogo dove avverto tipo salottino molto vicino a voi, un salottino di color un bordeaux, e vedo che siete una persona amante di avere gli oggetti in vista, vedo tanti piccoli oggettini in vista come soprammobili. Segni particolari vedo lato sinistro del fondo schiena, potrebbe essere un neo come un porro, un segno di origine natura. La parola da usare è Alem. Il segno del leone. In amore oggi per voi leoni ci saranno alti e bassi, è una giornata molto alterata nell'amore, però in amore, perché siete voi che non sapete cosa volete, create disguidi verso la persona amata, ma in serata potranno esserci delle belle emozioni, però rientrerete dentro di voi e riuscirete a dare emozioni al vostro partner. Appuntamenti in vista per le coppie e per i single. Una sorpresa potrebbe addirittura cambiare le cose. Cercate di raccoglierla al miglior dei modi e sfruttare l'occasione. Nel lavoro buone notizie sul versante lavorativo, nel pomeriggio potrebbero arrivare notizie interessanti, quindi state aspettando delle notizie lavorativamente, oggi potrebbe essere la giornata positiva per voi. Per alcuni di voi che state ascoltando l'oroscopo, il vostro oroscopo del segno del leone, vi trovate in questo istante circondato da alcuni rumori fastidiosi. In questo momento ci sono intorno a voi dei rumori fastidiosi che vi stanno mettendo nervosismo, e vedo che siete circondati da questi colori: bianco marlettato, un grigio e ancora un nero con dei quadrettini. Segni particolari: lato sinistro del seno vedo un piccolo neo. La parola da usare è opera. Il segno della Vergine. Oggi sentite proprio addirittura il bisogno di aprirvi e comunicare col prossimo. Sentite proprio questo bisogno dentro. Cercate di vivere questa giornata con il partner lontano dalle preoccupazioni. Datevi al relax, datevi da fare. È la giornata ideale per voi. Mentre i cuori solitari alterano emozioni romantiche ed ad un eros incontrollabile. Tenetelo a bada. Non fate i cattivi, fate i bravi. Alcuni di voi che state ascoltando il segno della Vergine vi trovate in un luogo dove vedo, affacciandovi dal luogo dove state, vedo davanti a voi, se guardate un attimo fuori, delle insegne, potrebbero essere delle insegne di un bar, un negozio o roba varia. Avverto colori molto sul verde, bianco e un grigio. Segni particolari che ho avverto per voi: vedo sul lato sinistro del vostro pancino un piccolo, o meglio
un porro, che potrebbe essere anche un neo, attenzione. La parola da usare è rotas, ricordala, rotas. E andiamo col segno della bilancia. La giornata per voi della bilancia prosegue molto, molto positiva sotto l'aspetto sentimentale. Oggi è una giornata positivissima per voi. Vi siete svegliati con il piede giusto, con molta calma e serenità. Avete l'appoggio incontrastato della Luna, con tutto quel che ne consegue. Quindi approfittatene, continuate così come vi siete svegliati, fino a sera le cose andranno una meraviglia. Notizie e cambiamenti in arrivo anche per i single, che con il loro fascino oggi attireranno molte conquiste. Farete belle conquiste. Lavoro, ottima giornata nel lavoro, in arrivo una ventata di rinnovamento che vi aiuterà a realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Molti di voi che state ascoltando il vostro segno zodiacale della bilancia vi trovate in un luogo dove avete deciso di stare un po' nell'oscurità. La luce oggi vi dà fastidio. Preferite starvene un pochettino nella penombra. Vedo molto vicino a voi un quadro che vi sta molto a cuore, un ricordo che vi hanno regalato. I colori sono un giallo chiarissimo chiarissimo con un rosa e un nero. Segni particolari. Noto al dito medio della mano sinistra, all'altezza dell'unghia, un bianco, un pezzettino di bianco. La parola da usare è alem, da usare nei momenti di difficoltà, alem. Bene, e andiamo con lo Scorpione. Per voi dello Scorpioncino è una giornata speciale per l'amore, finalmente. Voi direte finalmente, vi sentite al settimo cielo e la complicità con la persona amata sarà così alta che vi porterà a fare progetti per il futuro. Quindi bellissima giornata sotto l'aspetto sentimentale per voi del segno dello Scorpione, quindi spruzzate felicità per tutti i pori. Buon periodo per realizzare qualche desiderio, quindi anche in questo datevi da fare, ma anche per i single che avranno tante occasioni per realizzarlo. Quindi anche voi single avete tante situazioni in apertura che vi porta a tante belle soddisfazioni. Nel lavoro possibili tensioni in ambito lavorativo. Meglio evitare e svolgere serenamente le proprie mansioni. Per voi che state ascoltando il segno dello Scorpione, vi trovate in quest'istante fuori casa e intorno vedo tantissimi colori, molti vetri o specchi o vetrine, colori chiarissimi sul bianco e sull'alluminio, segni particolari che ho notato in te che stai ascoltando in questo momento. Vedo un piccolo neo, piccolissimo neo, lato sinistro della tua fronte, lato sinistro della fronte. La parola da usare è opus anche per te. E andiamo con il segno del Sagittario. Oggi in amore è un po' un casotto per voi del Sagittario, perché se volete risolvere dei problemi con il partner storico,
meglio rimandare le decisioni a tempi migliori, perché voi siete esauriti oggi, lui è anche esaurito e possono nascere pazzerie addirittura, quindi fatevi una ragione se le cose vanno come sperate, quindi calmatevi, aspettate i tempi migliori. Per i single saranno animati da una forte attrazione per una persona amica, ma preferiranno non rivederla, vogliono stare un pochettino soli, tranquilli. Per il lavoro i vostri progetti imprenditoriali potrebbero essere ostacolati da alcune difficoltà. Non demordete e trovate una soluzione. Per voi che state ascoltando il vostro zodiaco del Sagittario, io vedo alcuni di voi che vi trovate in un luogo, una stanza, seduti sul vostro salottino, a smanettare col vostro telefonino, e vedo questi colori, un color azzurro scuro, del marrone, color legno e del bianco. Segni particolari: sotto l'ascella del lato destro vedo un segno di origine natura, potrebbe essere un neo. La parola da usare è arepo. E andiamo col segno dello Capricorno. In amore, un incontro inaspettato vi metterà nostalgia e malinconia, molto probabilmente qualcuno che riguarda il vostro passato, e quindi vi metterà molta nostalgia addosso. Tuttavia cercate di mostrarvi distaccati, come se la cosa non vi interessa più di tanto. Se avete già la vostra vita, guardate indietro non è un bene, guardare indietro non è un bene, perché poi riaffiorano i ricordi fanno male. Il cuore dei single invece oggi batterà forte per una persona. In arrivo segnali di aperture che si preannunciano positivi. Lavoro, ottime prospettive per la carriera, le vostre intenzioni saranno chiare e la vostra capacità di impegno sarà al massimo, proprio al massimo. Allora, tanti di voi che state ascoltando il vostro oroscopo del segno del Capricorno si trovano in questo istante in un luogo dove davanti vedo un televisore, alla destra vedo tanti quadri che vi appartengono e i colori che vedo, il bianco, un color fucsia e ancora un rosso chiarissimo. Segni particolari che ho noto per voi: vedo una cicatrice al lato destro del vostro piede, una piccola cicatrice che vi avete procurato da piccoli. La parola da usare è opera. Il segno dell'Acquario. In amore, è tempo di bilanciarsi sia nell'ambito lavorativo che privato. Un litigio con la persona del cuore servirà a chiarire alcuni punti del vostro rapporto. Sì, sarà un litigio, però vi aprirà un po' la mente, metterete un po' a fuoco gli sbagli commessi. Transito di luna favorevole per i single. Potreste riprendere ogni situazione in sospeso che riguarda la sfera privata. Lavoro, tenete un profilo basso al lavoro, soprattutto se avete un'attività a condizione familiare.
Alcuni di voi vi trovate in questo istante fuori a un balcone, perché vedo un balcone, state lì sul balcone ascoltando il vostro oroscopo e vedo tantissimi vetri, poi vedo un color rosa e un celeste, segni particolari. Lato destro della vostra schiena vedo un neo, un simpatico neo. Parola da usare, Alem, ricordatela, Alem. E infine il segno dei pesci. In amore Giove è in aspetto particolarmente favorevole e annuncia una buona giornata sotto molti punti di vista. Partite dalla vostra certezza e consolidare un amore, anche se siete un po' ballerini, non siete convinti di quello che volete, di quello che volete affrontare. Oggi è una giornata così, all'impazzata, una giornata dove come va. Siete, non dico stanchi, ma secondo me siete stufi di tutto e di tutti. Ok? I single dovranno cercare di sfruttare l'occasione per un incontro che si va a presentare, quindi un incontro molto favorevole. Prendetelo a cuore. Per il lavoro, ottima opportunità per chi cerca lavoro o desidera ampliare le collaborazioni. Accogliete tutte le proposte. Per molti di voi del segno dei pesci, in questo istante vi trovate in un luogo dove io vedo addirittura alla vostra destra un quadro, perché voi siete devoti di Padre Pio, vedo un quadro di Padre Pio alla vostra destra. I colori sono un color oro, un grigio a quadrettini e addirittura un segno di un colore di fucsia. Segni particolari, vedo lato destro della vostra spalla, vedo un piccolo porro o tipo brufoletto, un qualcosa del genere. La parola da usare è Alem, anche voi. Ed era così l'oroscopo di veggenza del sottoscritto del giorno mercoledì 13 maggio 2020. Ora, se questo oroscopo vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete il prossimo video. Va bene? Allora, a tutti voi un abbraccio, a risentirci e condividete questo video, condividetelo con i vostri amici, fategli sapere che esiste questo canale. Un abbraccio a tutti, un bacio e che le stelle siano sempre, sempre con voi tutti. Ciao.